Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay, di questo nuovissimo game. Come potete ben vedere, oggi ci troviamo all'interno di Farming Simulator 2015. Questo è un gioco che mi avete consigliato in molti e potete vedere che l'ho acquistato immediatamente. Scusate se in questi 3 giorni non sono riuscito a caricare video, però ho avuto dei problemi che vi spiegherò adesso con l'introduzione, ovviamente con l'inizio del nostro gameplay. Allora, ho deciso di sostituire Eurotrack Simulator con Farming Simulator perché volevo cambiare proprio scenario, mi ero un po' stancato di Eurotrack, meglio concentrarci su qualcosa di diverso. Allora, ho diverse domande qui nel cellulare, salvate dalla pagina Facebook. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi alla pagina Facebook e commentate per le prossime sessioni. Allora, ho diverse domande che adesso ovviamente farò presente, però è importante iniziare intanto la nostra carriera. Scegliamo un nostro slot di salvataggio, mettiamo come difficoltà normale perché è difficile, ragazzi, io ancora in questo gioco non so praticamente come muovermi, meglio normale, e abbiamo due località. Ovviamente la prima è una località scandinava, nel nord quindi della Scandinavia, dovremmo avere a che fare con, diciamo, un po' le più svariate problematiche a livello meteorologico, mentre Westbridge Hills è qualcosa in ambito americano, dà modo a un giocatore più esperto di sbizzarrirsi con tutte le sue conoscenze. Io ancora non so quasi nulla del gioco, quindi vorrei iniziare con un piccolo tutorial. Potete vedere che la località è nettamente nordica, ci sono alberi tipicamente dell'Europa del Nord, abbiamo qualche mulino, eccoci, questa è un'atmosfera che mi intriga di più. Potete vedere che il nostro gioco ci incita a iniziare con un piccolo tutorial, e è quello che voglio fare. Allora, prima di iniziare con le domande vorrei capire come funziona il gioco per farlo capire anche a quelli che non hanno mai giocato a un Farming Simulator, e io ovviamente sono tra quelli. Benvenuto al tour! La tua mappa, in basso a sinistra trovi la mappa, il cerchio verde lampeggiante indica dove dirigerti, quindi quello è il nostro obiettivo. Recati al punto indicato e tocca il punto interrogativo. Bene, allora vai nel punto, eccoci qua, dovremmo essere da queste parti, eccolo là, il punto interrogativo è quello lì. Sono le 6:40 del mattino, il nostro caro agricoltore si è alzato da poco con il pollice verde, adesso vediamo di premere qualche bottone. Questo è uno dei campi che possiede all'inizio del gioco, il grano è cresciuto abbastanza da poter essere raccolto, è ora di salire sulla mia trebbia e di metterla in modo, deve essere questa. Allora, vediamo un pochettino, questo è il pannello degli aiuti, come potete vedere in alto a sinistra ci consiglia un po' come muoverci. Vediamo se possiamo salire sulla nostra piccola trebbia. Allora, eccoci qua. Questo è il nostro campo di grano e a quanto ho capito è cresciuto per bene, quindi dobbiamo collegare la lama, vediamo un po', prima di tutto collega la lama della mietitrebbia situata davanti ad essa, consulta il pannello degli aiuti per capire come funziona. Allora, vediamo un pochettino. Allora ragazzi, sono riuscito a entrare direttamente nella nostra mietitrice. Scusate se sentite un pochettino il rumore del ventilatore, però lo devo tenere acceso perché appunto si stava fondendo il computer e stavo fondendo anch'io, si stavano squagliando le mie cuffie sulla testa, quindi scusate se sentite un attimino il ventilatore soffiare, però devo per forza diminuire la temperatura del computer perché il mio computer ha appena due ventole, quindi devo per forza fare qualcosa. Allora, la mietitrice funziona in questa maniera: possiamo ripiegare il nostro piccolo meccanismo, appunto il nostro meccanismo qui in alto, però possiamo anche dispiegarlo ed è appunto il processo utile per accendere il nostro condotto. Allora, intanto proviamo a estendere il nostro condotto principale, eccolo qua, guardate che figo, con tutti i meccanismi elettronici, perfetto. Allora, vediamo se riesco a capire come accenderla. Eccoci qua. Allora, vediamo di guidare, tutto è pronto per recarsi sul campo, possiamo regolare la nostra velocità manualmente, ovviamente, possiamo controllare i livelli della velocità, velocità costante, la velocità massima di guida dipende dal tipo di veicolo. Va bene, con W acceleriamo, con S effettuiamo una retromarcia, una piccola frenata, con il numero 3 regoliamo il livello di velocità, vediamo un pochettino, tanto proviamo ad avanzare, eccoci, stiamo cercando di fare il nostro dovere, eccoci qua, perfetto. Questa velocità ragazzi sembra appunto idonea, 9 km/h velocità costante possono essere adeguati al nostro lavoro. Intanto sono le 7:20 del mattino circa. Allora, attraversiamo il nostro punto interrogativo, non appena il serbatoio di raccolta è pieno e va bene, è possibile scaricare il contenuto del rimorchio accanto al campo. Ok, probabilmente siamo pieni, quindi devo effettuare un bel giretto, quindi proviamo a spegnere la nostra mietitrice e facciamo un bel giro. Allora, perfetto, spegni la mietitrice e dirigiti verso il punto di domanda vicino al rimorchio. Bene, 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 procediamo, avremo immagazzinato probabilmente un bel po' di roba, quindi vediamo di andare a scaricare il tutto. Allora, possiamo addirittura assumere un operaio, questa è la visuale interna, vediamo un po', se non sbaglio devo girare qui sulla destra.
Bene, attenzione che abbiamo qua le ruote dentate che potrebbero distruggere mezzo mondo. Allora, lì ci deve essere il rimorchio del nostro piccolo operaio. Eccoci qui. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Fermiamoci un attimo. Per scaricare, dispiega il condotto della mietitrebbia e muovi il veicolo per posizionare il tubo esattamente sopra il rimorchio. Quando ti trovi nella posizione corretta, il grano inizia a uscire automaticamente. Quindi, probabilmente, dobbiamo ruotare da questa parte. Vediamo un pochettino. Ok. Mettiamoci in questa posizione. Vediamo di affiancare il nostro veicolo. Eccoci qua. Ragazzi, questo grano verrà venduto a peso d'oro. Perfetto, abbiamo scaricato. Possiamo ripiegare il nostro tubo. Vediamo un po'. Allora, vediamo se ho capito per bene. Così lo dispieghiamo. Possiamo cambiare attrezzo con questo. Ah, ora ho capito, perfetto. Vediamo, proviamo a cliccare la V. Vediamo quello che succede. Così cerchiamo di controllare la nostra lama davanti. Possiamo addirittura staccarla. Con G cambiamo gli attrezzi. Perfetto, possiamo accendere la mietitrice oppure ripiegare il nostro raccoglitore, che è questo, ragazzi. Potete vedere lo sportellino meccanico. Allora, il grano viene scaricato nel rimorchio. Se vuoi puoi tornare indietro e mettere altro grano per poi scaricarlo qui finché il rimorchio non sarà pieno. E ragazzi, noi adesso ci divertiamo un po'. Possiamo scendere dal veicolo, va bene. Allora, iniziamo subito con qualche bella domandina. Adesso che abbiamo il nostro lavoro pronto per la nostra fattoria. Oh, non dovevo passare in mezzo al grano. Vediamo un po'. Allora, vediamo di scegliere vediamo di scegliere una retta parallela a quella principale per effettuare un bel po' di lavoro nel campo. Bene, proprio così. Vediamo di calcolare bene il lato destro e il lato sinistro. L'angolazione è perfetta. Bene, allora, vediamo un po'. Io direi di accendere immediatamente. Allora, disabilita andare dalla paglia, ritrai condotto. Vediamo un po'. Sì, cambiamo attrezzo. Vediamo di avvicinarci. Abbassiamo la nostra lama. Perfetto. Bene. Vediamo se riusciamo ad accendere la nostra mietitrebbia. Devi prima dispiegare l'attrezzo. Sono un po', ragazzi, un principiante per adesso. Ok, l'ho dispiegato se non sbaglio. Eccoci qua. Proviamo a partire nuovamente. Allora, vediamo qualche bella domanda. Edward, ha intenzione di utilizzare la webcam per i video futuri di Emanuele Andreacchio? Bentornato. La webcam non credo di utilizzarla per adesso perché la webcam ce l'ho disponibile solo nel computer portatile. E nel computer portatile non ho installato nessun gioco, devo ancora fare l'aggiornamento a Windows 10, quindi non credo di utilizzarla per adesso perché altrimenti perderei altro tempo. Non voglio per adesso più smanettare col PC, visto che sono stato 2 giorni a tentare di capire come funzionasse il tutto, perché vi ho detto che ci sono stati dei grossi problemi, quindi per adesso la webcam non la utilizzerò. Intanto adesso, ragazzi, ritorniamo sul nostro piccolo, eccoci qua, campo da lavoro. Vediamo di rimetterci in linea. Perfetto, vorrei capire dov'è appunto l'indicatore di carico. Dovrebbe essere quello, ragazzi, in basso a destra, vedete? 377 litri, quello sotto 441 qualcosa, forse è quello. Vediamo se aumenta adesso. Vediamo un po'. Intanto vediamo se possiamo accendere nuovamente la mietitrebbia. Vediamo se cambia qualcosa. Sì, ragazzi, deve essere questo. Va bene. Andiamo a un'altra domanda. Vediamo un po', ragazzi. Allora, Jimmy Luzio dice, Jimmy Luzio, perfetto. Ciao Edward, bentornato. Volevo chiederti se fare dei gameplay su GTA 5. Ciao e un saluto. GTA 5 non credo, perché ho fatto dei gameplay su GTA 5 all'Xbox 360. Sono arrivato a un punto dell'avventura, ho fatto anche qualche video così, ma non credo che ne farò altri, perché voglio concentrarmi su altri giochi. Perfetto. Ho sbagliato qualcosa? Sì, forse l'ho spenta un po' troppo tardi. Va bene, ritorniamo, ragazzi, qui, accendiamo e procediamo nuovamente. Abbiamo anche le luci accese. Adriano Grasso, ti piacerebbe portare una carriera su MotoGP 2015? Non tanto, perché MotoGP non mi è mai piaciuto. Non seguo la MotoGP quasi per nulla, quindi non mi piace buttarmi su un gioco che ha a che fare con uno sport che non seguo parecchio. Daniele Botticelli, quali giochi hai intenzione di trattare prossimamente? Allora, questo Farming Simulator, ragazzi, se vi fa piacere, perché è un gioco che mi è sempre piaciuto. Poi questa sorta di gestione della fattoria è davvero molto interessante. Avevo intenzione di portare avanti Tropico 5 nuovamente, volevo iniziare una nuova campagna e volevo anche, vediamo un po', continuare Attila con l'impero persiano. Volevo fare FIFA 16, questo è un altro gioco che voglio fare.
Formula 1 2015 non so se lo farò mai, perché ha una carriera che... tutti mi dicono fai Formula 1 2015 per favore. Non è che non voglio farlo, però ho visto dei cambiamenti. Molte persone mi hanno anche detto che hanno tolto la modalità carriera, era la cosa che mi piaceva di più, però non so se lo farò, ancora devo decidere. Project Cars lo farò sicuramente, quindi quello sì. Formula 1 non lo so, devo ancora pensarmela, quello lasciamo un punto interrogativo. Intanto noi procediamo. Mi sono lasciato perdere purtroppo un paio di spighe di grano. Andiamo di fare un altro bel giretto. Perfetto. Scendi davanti alla meditrice. No, per adesso no. Mettiamoci qua. Tagliamo ancora altro grano, perché poi questi ragazzi diventeranno soldi. Potremo investirli in altri campi e in altri macchinari. Quindi i giochi per adesso sono questi. Per quanto riguarda The Sims 4 non credo di andare avanti. Già ho fatto 2 storie, una completa e una diciamo a metà, perché poi sono andato via, diciamo, mi sono assentato e non voglio comprare espansioni di The Sims, piuttosto vorrei comprarle su Tropico, perché mi diverte un po' di più in questo periodo, diciamo. Sono quasi le 8 del mattino, sono circa 2 ore che stiamo tagliando il grano qui, lo stiamo raccogliendo nel nostro grande serbatoio di dietro. Vediamo di effettuare un altro bel giretto e olè, nuovamente qui. Bene. Io da piccolo ce li avevo tutti questi trattorini qua, ce l'avevo in scala ridotta. Adesso guidarli è davvero figo. Mettiamoci dentro questa volta. Ole, mi sento un po' Saetta McQueen quando girava nei campi del film Cars. Come si chiamava quella specie di trattore enorme, ragazzi? Quello là di Saetta McQueen, quello che dovevano far saltare in aria con il clacson. Non me lo ricordo, ve lo faccio vedere però. Magari lo metto come immagine come miniatura del video. Allora, vediamo un'altra domanda. Vediamo un po'. Tanto spegniamo la mietitrebbia e giriamo. Abbiamo Andrea Pigo e dice: volevo chiedere se fai una serie su Formula 1 2015 o per cambiare prova anche MotoGP, che è abbastanza bello. Mi puoi salutare? Salutiamo Andrea Pigo, ragazzi. Però ti ho risposto senza sapere la tua domanda. Non so se farò appunto Formula 1, perché hanno tolto la modalità carriera ed era la cosa più bella dei Formula 1, diciamo. Adesso che l'hanno tolta non mi piace gettarmi nei panni di Raikkonen o Vettel nel campionato, però magari dando un'occhiata. E poi non so neanche se la mia scheda video riesce a reggerlo. La mia scheda adesso, ragazzi, sta facendo fatica a reggere Farming Simulator 2015. Tutto ultra è messo questo gioco, però vedo che è abbastanza pesantuccio, quindi non so se lo acquisterò. Me la penserò, perché voglio acquistare tanti giochi. The Witcher non lo farò, perché ho visto che tanti di voi a tanti di voi non piace, molti di voi non lo seguono, l'hanno già seguito, non vogliono spoiler, quindi io non penso che lo prenderò. Comunque poi abbiamo Marcello Deputato, vediamo un po' la strada, intanto guardiamola sempre, se no può essere che schiacciamo qualcuno. Finalmente ti sei fatto vivo, ho sempre aspettato con ansia un tuo video, spero che esca il prima possibile. Comunque, com'è andata con l'università? Per adesso sta andando bene. Nel video di Attila ho detto che ho dato un esame, è stato a giugno, adesso ne dovrò dare altri 2, credo a settembre. Però se a settembre non c'è l'opzione, non c'è la sessione, diciamo, disponibile, sarà a gennaio. Però per adesso sta andando tutto bene. Magari poi approfondiremo questo argomento in un'altra sessione del Farming Simulator. Per adesso volevo affrontare più domande possibili prima di finire questo campo di grano, ok? E vediamo un po'. Intanto fermiamoci, vai. Abbiamo Andrea Gennatiempo. Adesso che stai per tornare, come hai deciso di proseguire con i video? Cioè, continuerai tutte le serie o alcune le stopperai? Io voglio ricominciare da zero, nel senso, tutte le serie che c'erano prima non le continuerò, e ovviamente porterò avanti delle nuove serie. Non ho intenzione di riprendere vecchi ricordi, vecchie storie. Meglio iniziare tutto da capo. Michele Iannotta dice: da dove è nato il tuo nickname? Mi puoi salutare? Salutiamo il nostro Michele Iannotta. Sei un grande, mi scrive. Grazie. Il mio nickname è nato da un film che si chiama Limitless. Se non l'hai visto, cercalo su Google o magari in televisione. E in pratica in quel periodo mi piaceva quella parte di quel personaggio di Bradley Cooper che faceva Eddie Morra, e da lì è uscito Edward, perché in quel periodo mi guardavo spesso quel film e ho scelto Edward. 1678
è un po' un numero che è uscito a caso sulla tastiera un giorno perché non sapevo un po' che numeri mettere, ho scelto questi così a casaccio. Allora ragazzi, abbiamo quasi terminato il nostro campo di grano, siamo quasi al 100%, quindi io direi di ultimare ormai questa striscia di grano, vediamo di raccogliere più che possiamo, perfetto, siamo a 100, abbiamo raccolto 4200 kg di grano, vediamo di accostarci qui, perfetto. Oh, l'abbiamo beccato in pieno, ma meno male che andavo piano, almeno non abbiamo fatto grandi danni. Ok, svuotiamo tutto. Ragazzi, questo è un video, diciamo così, iniziale su Farming Simulator, fatemi sapere che cosa ne pensate. E spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso io, dopo questa introduzione, vi saluto. Adesso salveremo anche la partita. Intanto diamo anche uno sguardo. Vediamo un po'. Bene. Ci becchiamo ragazzi al prossimo gameplay, fatemi sapere che cosa ne pensate, fate altre domande, ancora non abbiamo finito, continueremo con le prossime domande nel prossimo video. Adesso salviamo, perfetto, spero che questo video vi sia piaciuto, al prossimo gameplay, ciao a tutti!